La tutela del territorio, in particolare la sicurezza idraulica, riguarda sicuramente gli enti competenti, ma riguarda soprattutto una mentalità diversa nella gestione del territorio, anche da parte di quel privato che molto spesso magari ha demandato ad altri la coltivazione dei suoi fondi e non ha tenuto in considerazione che magari l'occupazione anche di spazi che erano sempre stati destinati allo scollo delle acque, soprattutto anche il rallentamento di quello che era il deflusso nelle acque dai corsi secondari a quelli principali, garantiva nel passato una certa situazione di equilibrio idraulico. Adesso bisogna ripristinarlo, bisogna appunto risezionare i fossi, bisogna mantenerli puliti e forse anche questo l'impegno di chi ha a cuore l'ambiente, ha a cuore il territorio, ha a cuore soprattutto il non mettere in difficoltà gli altri, perché garantire la messa in sicurezza con la pulizia del proprio fosso vuol dire magari non vedere il vicino sott'acqua. Purtroppo il rischio dobbiamo appunto prevenirlo soprattutto con quelle che sono azioni di manutenzione, di interventi appunto strutturali, dalle famose casse di espansione, ma anche al garantire la sicurezza degli argini. È un rischio con cui dobbiamo convivere e dobbiamo soprattutto anche essere pronti ad affrontare. Penso sarà questo anche l'impegno che la Regione sta mettendo nella pianificazione di un piano di interventi nel momento del rischio, garantendo a tutti quali sono le proprie competenze e soprattutto sapere chi deve intervenire e in quale modo. E questa è una responsabilità che insieme appunto alla Regione, consorzi bonifica, al Genio Civile, ci deve essere insieme ai comuni, alla protezione civile, a tutte le forze dell'ordine, in particolare i vigili del fuoco, un coordinamento che veda un'azione coordinata che permetta la massima operatività per garantire chi nel bisogno deve essere aiutato.